Vi invitiamo a prendere posto in sala. I lavori della sessione seminariale stanno per iniziare. Vi segnaliamo inoltre che sul sito roadshow.ice.it, nella sezione dedicata alla tappa di Vicenza, nell'area documenti, potrete trovare sin da ora le slides degli interventi della sessione seminariale. Grazie. Apriamo i lavori della sessione seminariale e invitiamo al podio Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Imprese Vicenza. Buongiorno a tutti. A me il compito di aprire i lavori di questa mattinata e per me è veramente un grande onore farlo, perché voglio dire, essere stati scelti dal Ministero per questo roadshow è veramente un grande onore ed è la seconda volta, era già successo qualche anno fa, è a premio anche di un territorio importante, quello veneto, che per quanto riguarda l'export sicuramente ha dei numeri di grande importanza, perché hanno a che fare con 61 miliardi e mezzo di export. Di tutto questo export, peraltro, il 60,2% va verso il mercato europeo, quello a 28 nazioni, e in particolare la provincia di Vicenza e la provincia di Treviso sono quelli che spiccano anche con dei numeri importanti, perché la provincia di Vicenza è la terza esportatrice italiana e la settima quella di Treviso. Ecco, questo territorio ha retto meglio quella che è stata la parte di crisi che c'è stata fra il 2008 e il 2011, perché poi ha saputo interpretare quello che è stato il periodo successivo, che è stato un periodo di grande trasformazione, e su questi territori, proprio per questa propensione all'internazionalizzazione, si è riusciti ad avere dei numeri diversi rispetto al resto della nazione, numeri che ci accomunano più che all'Italia alle nazioni più progredite europee. Questi sono territori che hanno delle leadership di produzione per quanto riguarda alcuni settori che hanno a che fare con la meccanica di precisione, che hanno a che fare con la meccanica che poi è specializzata nella costruzione di macchine, nella trasformazione dell'agroalimentare, con l'industria orafa, con la concia,
con la moda, tutti i settori che ci vedono attori principali, molto spesso leader proprio nei mercati internazionali. Beh, dire che la provincia di Vicenza è la terza dopo Milano e Torino, questo ci inorgoglisce, anche perché in questa provincia sicuramente non c'è la Fiat e non c'è la Pirelli, che innalzano, voglio dire, i valori di quei territori, e non avendoli vuol dire che c'è una diffusa propensione a quello che è l'export, all'internazionalizzazione, che come associazione di categoria abbiamo voluto sempre sostenere. Ormai da 22 anni noi abbiamo un reparto all'interno di Confartigianato che si occupa tutto tondo con servizi specializzati, ma direi anche personalizzati, per decine e decine di aziende. Non ultimo il servizio dell'Export Temporary Manager, li abbiamo qui tutti in quarta fila, sono qui, e per cui avrete modo anche di conoscerli, e lo dico anche per motivarli nel loro lavoro. Bravi, siete veramente bravi. Ecco, per cui è un'assistenza che ha a che fare anche con un'operazione in giro per il mondo, ormai da 20 anni che stiamo facendo, di cooperazione internazionale. Per cui oltre a sostenere le imprese nell'attività di internazionalizzazione, con la possibilità di dare loro la conoscenza dei paesi e quegli strumenti che servono per andare a scandagliare anche nuovi mercati e nuovi paesi, a fianco abbiamo anche queste missioni di cooperazione internazionale ormai da 20 anni, perché siamo partiti nel lontano 2000, che ci vedono attori principali. Siamo nella short list della Comunità Europea come soggetti in grado di andare in giro per il mondo a portare buone pratiche, insegnare a loro a mettersi assieme come imprese, costituire consorzi di garanzia, piuttosto che le associazioni di categoria, piuttosto che delle situazioni simili alle nostre camere di commercio. E questo ha fatto sì che paesi in via di sviluppo siano diventati poi dei partner abituali, e ciò è derivato anche da quell'aiuto che è stato dato loro per poter progredire come nazione. Poi abbiamo sviluppato un'altra attività che è quella con il nostro Digital Innovation Hub, che favorisce e crea cultura anche nelle imprese per quanto riguarda l'utilizzo dell'e-commerce e di tutte le facilitazioni che arrivano per far conoscere i propri prodotti dal mondo del digitale. Ecco, io credo che momenti come questi sono dei momenti importanti che danno la possibilità alle imprese che già sono sul mercato estero di rafforzare la loro presenza, ma anche a quelle che si stanno approcciando di avere degli stimoli, avere delle conoscenze rispetto a quello che è appunto il mercato dell'internazionalizzazione. Bene, allora io mi fermo qui perché ancora vedo 32 secondi. Qui c'è questo conto alla rovescia un po' inquietante, però giusto che ci sia, così non prolunghiamo i tempi. Non prima però ancora di ringraziare il Ministero per averci scelto sia come territorio sia come associazione per l'organizzazione di oggi, e ringraziare anche Unicredit che ci ha sostenuto per questa iniziativa. E un grazie a tutti quanti voi per l'attenzione che mi avete prestato. Ringraziamo Agostino Bonomo e invitiamo al podio Federico Caner, assessore al turismo e commercio estero della Regione del Veneto. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto desidero portare i saluti innanzitutto del Presidente Zaia in apertura, come faccio in tutti i convegni, perché ovviamente non può essere presente a tutte le iniziative notevoli e tante che ci sono sul territorio. Un ringraziamento particolare agli amici di Confartigianato per aver organizzato questo evento, però permettetemi di ringraziare anche i ministeri presenti, quindi il Ministero degli Affari Esteri, il Mise dello Sviluppo Economico, l'ICE, l'agenzia SACE e Simest, e poi anche allo sponsor, quindi a Unicredit. È importante avere le banche e una banca nel territorio ben presente, perché sapete quanto è fondamentale per le imprese e anche per noi come sistema pubblico nel relazionarci. Sono estremamente contento di vedere tutte queste aziende presenti, quindi questo dimostra anche la vivacità e l'importanza dell'incontro. Discutevamo prima con gli esponenti del Ministero, mi piace molto questa disponibilità a venire sul territorio a chiacchierare, a discutere di problematiche e ovviamente a cercare di trovare anche delle soluzioni in sinergia con la Regione Veneto e con le imprese.
Questo perché è giusto che i ministeri siano a contatto con il territorio, dato che questa è una nazione, uno Stato che ha molte regioni diversificate. Questa è la forza anche del sistema produttivo italiano, che però ovviamente è diversificato da regione in regione. Quindi è giusto che anche a livello romano ci si renda conto cosa significa essere in Veneto piuttosto che in Lombardia o in Calabria o in Sicilia, con le diversità. Questo è sicuramente un tessuto economico differente, fatto da piccole e medie imprese, che però hanno grande tecnologia, che fanno anche della ricerca. Quindi questo noi abbiamo avuto qualche difficoltà, per esempio, a spiegarlo a livello europeo nella RIS3, no? Quando abbiamo dovuto discutere anche di cosa significa la tecnologia e l'innovazione nel nostro sistema produttivo regionale, perché a livello europeo qualcuno faceva fatica a capirlo, no? Pensavano che l'innovazione tecnologica, per esempio la ricerca, fosse solo nelle grandi aziende di tipo internazionale, no? Perché sono abituati così quando vanno in Francia, quando vanno in Germania. Quando vengono in Veneto non si rendono conto che invece la situazione qui è totalmente differente. Quindi grazie per questo tipo di approccio. Un Veneto che ha tante produzioni, non solo artigianato, commercio, industria, ma anche il settore turistico porta grandi novità. Io sono anche assessore, oltre che alla promozione economica, diciamo, internazionale, quindi al commercio estero, all'internazionalizzazione, ma anche al turismo. Un turismo che fa 70 milioni di presenze, che noi la chiamiamo la prima industria del Veneto, più di 17 miliardi di fatturato. È ovvio che con numeri di questo tipo è giusto discutere e connettersi con le altre realtà, perché io dico sempre: turismo è tutto, turismo è commercio, è industria, è artigianato, è enogastronomia sul territorio. Quindi l'incoming è un incoming che non è solo prettamente turistico, ma poi diventa anche di business. Quindi una regione che da questo punto di vista è sempre più attrattiva. Vicenza, il Presidente ha già ricordato i numeri, è la terza provincia per esportazioni. Ovvio che fa piacere essere in questo territorio, perché dimostra quindi questo tutto grande fermento che c'è in provincia, ma che c'è in regione. Chiudo, visto che vedo anch'io il countdown e abbiamo soltanto 2 minuti, dicendo che noi siamo anche favorevoli, anzi stiamo lavorando, e ringrazio anche le camere di commercio sul territorio che vedo che stanno andando verso questa direzione. Vogliamo creare un sistema unico regionale che ci permetta di avere una regia unica regionale e di ragionare con le aziende insieme, con il Ministero da una parte e col territorio dall'altra, facendo una sinergia unica sul territorio, no? Facendo sistema, questa parola che viene spesso usata, a volte anche abusata, ma è così. Noi veniamo da una regione molto forte dal punto di vista economico, che però si è sempre mossa un po' a volte sulla spinta dei singoli, no? E anche le province si sono sempre mosse un po' per conto loro. È giusto ragionare insieme. Stiamo portando avanti questo tavolo assieme a tutte le camere di commercio, per esempio, della regione, e stiamo portando avanti anche un lavoro di collaborazione molto importante con dei protocolli già sottoscritti con la regione vicino, Friuli Venezia Giulia, con la quale stiamo lavorando anche sul commercio estero, in particolare nell'area balcanica, dove loro sono abbastanza forti e hanno entrature più forti delle nostre, proprio per cominciare anche con i colleghi delle regioni limitrofe lavorare in questo senso. Questo penso possa essere un sistema che aiuta anche lo stesso Ministero a lavorare magari anche per aree laddove ci sono delle aree diciamo omogenee. Ecco, ho risparmiato anche 45 secondi, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon lavoro. Ringraziamo Federico Caner e apriamo la sessione tecnica invitando al podio Andrea Dossena, Specialist Prometeia. Buongiorno, attendiamo un attimo le slide. Ringrazio come di consueto Lice, il Maeci e il Mise per l'invito a presentare gli scenari Prometeia, per aprire poi gli interventi dedicati alla comunità delle imprese sul mercato. Chi mi ha preceduto di fatto
mi ha già bruciato un paio di slide, ma chiaramente è un mistero che la provincia di Vicenza sia tra le più attive a livello nazionale sul fronte dell'internazionalizzazione, tra le prima in una regione che è tra le prime a livello nazionale, quindi è abbastanza, come dire, facile e risaputo l'importanza che ha l'export per le imprese della provincia. Questo ovviamente non mi semplifica il compito, perché le informazioni che chiedete sono più sofisticate rispetto a chi ha una prima esperienza di internazionalizzazione. È già stato detto anche quelle che sono le specializzazioni del territorio, che risentono ovviamente dei distretti, che poi hanno però una come dire, rilevanza del settore meccanico in tutte le sue sfaccettature molto marcata, settore che è un po' il biglietto del nuovo triangolo industriale del nord-est, e che, fornendo tecnologia e fornendo componenti, di fatto è inserito in tutte le catene internazionali manifatturiere. Non hanno detto, per fortuna, quali sono le previsioni sul commercio estero, quindi qualcosa dico io. Non c'è tempo ovviamente di approfondire in questa sede. Non faccio spoiler dicendo che a breve con ICE presenteremo il nuovo osservatorio previsionale con informazioni molto più dettagliate a livello di settore e di paese sulle previsioni nei prossimi 2-3 anni sui mercati internazionali. Uno scenario di rallentamento del commercio internazionale rispetto agli anni scorsi, non si ripetono i tassi di crescita successivi alla crisi 2009-2010, non si ripetono i tassi di crescita della prima parte degli anni 2000, che ormai sono un po' datati e irrealizzabili. Non mancano comunque gli spunti di crescita, come vedete però tendono ad allontanarsi molto dall'Italia. Spunti di crescita che chiaramente le imprese, anche quelle già internazionalizzate, devono essere in grado di intercettare per potersi garantire un potenziale di domanda più elevato. Questa è semplicemente una simulazione, ma mostra come agganciare i mercati in più rapida crescita possa fornire nuove opportunità alle imprese. Chiaramente, come in tutti gli scenari, non è tutto deterministico e certo. Per una volta vorrei partire dalla parte destra del grafico, in cui ci sono i grandi trend che si stanno muovendo lungo lo scenario. Non sono, come dire, non sono caratterizzati da incertezza circa il loro accadimento, semmai è l'intensità e le modalità di sviluppo che non sono certe. Sono temi che riguardano principalmente due categorie, la demografia e la tecnologia. Sulla demografia siamo in un mondo che, Africa a parte, di fatto sta invecchiando l'Europa, sta invecchiando la Cina. Questo significa un cambiamento di stili di vita, un cambiamento di bisogni, e quindi un'industria che deve in qualche modo tenerne conto nell'offrire i propri prodotti. Si stanno, come dire, espandendo anche dei settori. Quello delle scienze della vita è probabilmente quello più impattato, ma sono tanti quelli che vengono toccati dalla transizione demografica. L'altro tema è fondamentalmente tecnologico. Non sto a citare i singoli aspetti, è una tecnologia che, come lo è stato l'introduzione del vapore a fine 800 e come lo è stata l'automazione negli anni 70, è trasversale a tutti i settori, è trasversale a tutte le attività delle imprese, perché dall'approvvigionamento all'amministrazione, alla produzione, logistica, marketing, tutti sono toccati dalla innovazione tecnologica, e di fatto è un'innovazione anche che fa saltare quella che noi economisti usavamo, la distinzione tra settori tradizionali e settori innovativi, perché l'innovazione si fa anche nei settori cosiddetti tradizionali, e anzi è dove può avere impatti molto, molto più forti. Questi sono i trend, ci sono ovviamente le difficoltà e i dubbi circa l'avverarsi dello scenario che abbiamo presentato. Riguardano soprattutto gli Stati Uniti, sia per quanto riguarda la loro crescita economica, sono al culmine di una fase espansiva che è la più lunga dal dopoguerra. Le fasi espansive prima o poi, se non si interrompono, comunque rallentano.
hanno una situazione politica interna un tantino agitata e l'anno prossimo ci sono le elezioni. Per cui per un'economia che sulla politica fiscale e monetaria ha sempre basato molto della propria crescita potrebbe essere in vista una fase di rallentamento. C'è il tema dei dazi, in cui gli Stati Uniti sono un po', come dire, il vertice delle nuove tensioni internazionali, non riguardano solamente, come dire, dazi antidumping o per pratiche commerciali, spesso sono utilizzati per altre finalità, per esempio la guerra tecnologica con la Cina sul 5G, comunque tolgono, come dire, serenità allo scenario internazionale. In Europa viviamo con, non si sa più come chiamarlo, lo spettro Brexit, non c'è, ci sarà un accordo, non ci sarà l'accordo. Ieri è la notizia che per andare in Inghilterra, nel Regno Unito probabilmente bisognerà fare come negli Stati Uniti, chiedere il visto, non si sa, insomma, è difficile fare previsioni in merito. Più rilevante è il tema della bassa crescita europea. All'inizio la si è imputata prevalentemente alla crisi tedesca, in particolare al settore automotive, legato agli scandali diesel. In realtà l'Europa soffre da un po' di anni di una mancanza di una guida politico-economica precisa, per cui tanti interessi nazionali hanno un po', come dire, coperto quella che era la funzione del mercato unico, quindi appunto quello di creare un ambiente economico in cui le imprese potessero programmare la propria attività e ne stiamo risentendo con prospettive di crescita che sono molto basse nello scenario mondiale. L'aspetto dei dazi è comunque importante anche in positivo. È finito il multilateralismo, di fatto si sono abbandonati i grandi trattati commerciali a livello mondiale, è l'epoca delle relazioni bilaterali che hanno visto l'Italia sempre capace di approfittare delle nuove condizioni favorevoli create dalla politica economica. In tutti i casi che vedete citati, la crescita dell'export italiano è stata superiore a quella del mercato dopo la stipula di accordi commerciali. Attenzione, come è accaduto in Giappone, che ci sono paesi europei che sono più attrezzati come dimensione media delle imprese, come capacità di far squadra per sfruttare le opportunità. Ovviamente non è solo questione di crescita, è anche questione di capire come i diversi mercati ricercano e accolgono i prodotti, e qui chiaramente l'Italia è un po' in ritardo, sia dal punto di vista degli acquisti dei consumatori, ma direi forse più preoccupante anche quello dal punto di vista del B2B. Le imprese italiane usano ancora poco, molto poco, i canali digitali. Volendola vedere in positivo, ci sono molti margini di crescita per colmare il ritardo rispetto ai paesi più evoluti. Perché è importante? È importante perché se vediamo la presenza italiana nel mondo è fatta, come dire, a strati, quindi è molto forte nei mercati più vicini e diventa via via più trascurabile allontanandosi dal nostro paese. Purtroppo abbiamo visto nello scenario che è in quella soglia oltre i 7.000 km che ci sono i tassi di crescita attesi più elevati, e quindi il canale digitale è chiaramente un modo per accorciare le distanze geografiche. Non accorcia però le distanze culturali, quindi bisogna anche tarare il proprio messaggio sui diversi mercati e bisogna imparare a farsi conoscere. Il Made in Italy funziona bene nel mondo maturo, nel mondo emergente ha bisogno forse di una rinfrescatina. Le imprese possono anche loro però fare la loro per farsi conoscere, e lo vediamo anche in maniera abbastanza sorprendente, lo stanno facendo parecchio. Questa è un'indagine dell'Eurostat, dall'ufficio brevetti. L'Italia ha un'incidenza sulla propria economia delle industrie ad alta intensità di proprietà intellettuale, marchi, design, brevetti, più elevata rispetto alla media dell'Unione Europea, e lo è soprattutto grazie alla parte marchi e design.
Questi sono, come dire, valori riconosciuti nel mondo, a prescindere da dove vengano, e quindi è un modo che le imprese hanno per farsi conoscere, affermarsi anche su mercati nuovi. Sono stato anch'io nei tempi, quindi lascio la parola ai relatori successivi. Grazie. Ringraziamo Andrea Dossena e invitiamo al tavolo dei relatori Elena Toselli, Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi del Ministero dello Sviluppo Economico, Stefano Nicoletti, Capo Ufficio Internazionalizzazione delle Imprese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Maria Carmela Ottaviano, Dirigente Ufficio Servizi alle Imprese, Agenzia ICE, Alberto Turchetto, responsabile Nord-Est, Mid Corporate Sace Simest, gruppo CDP. Ricordiamo che tutti i documenti e le presentazioni della giornata odierna sono già presenti sul sito roadshow.ice.it nella sezione documenti della tappa di Vicenza. Diamo ora la parola a Elena Toselli, la quale, dopo il suo intervento introduttivo, farà da moderatore per gli interventi successivi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ICE e di Sace Simest. Perfetto, mi sentite? Benissimo, buongiorno a tutti. Desidero in prima battuta ringraziare il Presidente Bonomo e l'Assessore Caner, nonché tutti voi che siete presenti oggi qui in sala. Siamo giunti alla quasi 70ª tappa di questo roadshow ed è vero che per noi amministrazioni centrali essere sul territorio è un aspetto preziosissimo, perché è l'unico modo per capire veramente le vostre esigenze, ma anche per portare i risultati concreti delle attività che noi facciamo e che spesso è molto lontana. Grazie. O apparentemente molto lontana da voi. Io sono Elena Toselli, rappresento il Ministero dello Sviluppo Economico e rappresento questo Ministero fino al 1° gennaio del 2020, visto che noi siamo interessati da un processo di riforma di cui vi parleremo. Desidero innanzitutto ringraziare anche i relatori che sono presenti qui con me sul tavolo, in particolare il Ministro Nicoletti, che rappresenta il Ministero degli Affari Esteri, la dottoressa Maria Carmela Ottaviano dell'ICE e Alberto Turchetta, Sace Simest. Allora, veniamo al mio intervento. Io cercherò di spiegarvi qual è la strategia del Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito dell'export. Devo dire che da sempre questa è una missione del nostro Ministero. Tuttavia, nell'ultimo quinquennio ha subito un radicale cambio di passo, dovuto al fatto che all'inizio di questo decennio noi abbiamo dovuto affrontare una grande crisi congiunturale, nata negli Stati Uniti e poi propagatasi anche in Europa, nella quale abbiamo sofferto di una perdita importante di competitività internazionale e abbiamo dovuto fare conti anche con un mercato internazionale ma anche interno fortemente, devo dire, fermo. Addirittura noi avevamo dei dati estremamente preoccupanti sul mercato alimentare che per la prima volta non segnava alcun tipo di crescita. Tra i vari driver che potevamo utilizzare abbiamo deciso di puntare sull'export, perché un passo alla nostra missione, ma anche perché l'export è robusta alla creazione del prodotto interno lordo. Abbiamo quindi riflettuto su quelle che potevano essere le misure più significative. Abbiamo varato un piano, oggi noto come il piano per la promozione straordinaria del Made in Italy, l'attrazione degli investimenti in Italia, è formalmente indicato nel DL 133 del 2014, il cosiddetto decreto Sblocca Italia. Perché straordinario? L'aggettivo si spiega in ragione di due aspetti. Straordinario perché per la prima volta l'export italiano è stato destinatario di una dotazione finanziaria senza precedenti che riallinea anche gli sforzi dell'Italia ai principali competitor europei, in particolare alla Francia e alla Germania. Abbiamo iniziato con una programmazione finanziaria triennale di 140 milioni di euro, seguita poi da 101 a 148, confermata negli anni successivi con 132 e per quest'anno 140 milioni di euro. Ma straordinario perché l'aspetto principale del piano è la riforma complessiva della governance a sostegno dei processi di internazionalizzazione italiani, con l'obiettivo di mettere a sistema tutti gli attori che in qualche modo sono coinvolti nelle iniziative di export delle imprese.
Il piano si pone 3 obiettivi fondamentali. Il primo, rafforzamento del numero delle PMI nei mercati esteri. Su una mappatura complessiva di 6 milioni di imprese in Italia, solo 50.000 sono quelle stabilmente esportatrici e 215.000, quindi un universo estremamente ridotto, sono quelle in cui una parte del fatturato è attribuita agli scambi con l'export. Il secondo, come avevamo sentito proprio adesso dal dottor Dossena, un riposizionamento geografico dell'Italia nei paesi a maggiore prospettiva di crescita. Ed infine il rientro dell'Italia nel radar degli investitori internazionali, come attraverso una serie di programmazioni e quindi di interventi basati su formazione, informazione e trasferimento tecnologico a favore delle PMI, individuazione di mercati focus, una nuova programmazione operativa particolarmente innovativa, e quindi qui torniamo anche al rafforzamento del ricorso agli strumenti di e-commerce e online, e anche, devo dire, particolarmente complessa. Aspetto che tengo a precisare è quello del tema della governance. In realtà il piano ha permesso di dare corpo e tessuto alla cabina di regia per l'Italia internazionale, organismo creato nel 2011, copresieduto dal nostro ministro e dal ministro degli affari esteri, e un tavolo tecnico al quale siedono tutti gli organismi coinvolti nei processi di export. Creazione del Comitato Attrazione Investimenti, creazione del Polo dell'Export, ovvero inserimento di SACE e Simes nella grande famiglia di Cassa Depositi e Prestiti. Questo sul lato interno. Sul lato estero questo sforzo ha voluto dire mettere a sistema le 124 ambasciate italiane presenti nel mondo, gli 80 uffici ICE, i 78 consolati, le 74 camere di commercio, i 14 uffici SACE Simest in Italia e gli 11 SACE Simest fuori. Ma che cosa ha voluto dire dal punto di vista tecnico? Individuazione di una serie di strumenti estremamente complessi che vanno dalle azioni promozionali alle campagne di comunicazione. Permettetemi qui di fare un accenno perché credo sia importante. È cambiato il messaggio destinato agli investitori, agli operatori e ai consumatori esteri. La produzione italiana non è solo una produzione bella e ben fatta, ma l'Italia è uno dei paesi al mondo che ha la più rigida e robusta disciplina industriale e produttiva. Quindi l'obiettivo adesso è non solo far capire che la produzione italiana, l'acquisto di un prodotto italiano evoca in qualche modo il nostro stile di vita, ma è un prodotto garantito, è un prodotto affidabile, è un prodotto che può essere consumato senza problemi. Questo indirettamente ci dà una leva per combattere il fenomeno dell'Italian sounding, che oggi cuba circa 100 miliardi di euro, quindi quasi un quarto del nostro export complessivo. Potenziamento fiere. Le fiere sono un canale eccezionale non solo per raggiungere il consumatore estero, per poter avere degli incontri B2B, ma per l'esportazione del brand Italia. Pensate alle nostre grandi fiere e al loro indotto nel momento in cui sono replicate all'estero. L'esempio che faccio sempre è Milano Unica a Shanghai. E poi la formazione, tutte le azioni di sensibilizzazione, il roadshow di oggi, ma anche le iniziative dell'ICE Academy, il Digital Economy, gli accordi che abbiamo compiuto grazie all'ICE con Alibaba, con Amazon, quello sul quale stiamo lavorando con WeChat, che sapete è il più grande social cinese, e poi efficienza operativa, il ridisegno dell'ICE, non solo in chiave di efficienza tecnica e pragmatica, ma affidando all'ICE anche delle attività particolarmente ambiziose e particolarmente complesse, consapevoli delle straordinarie risorse che l'agenzia ha in termini di persone, in termini di dotazioni tecniche e di risorse finanziarie. In ultimo il DL 104 del 21 settembre 2019, convertito in legge proprio lo scorso 18 novembre, che ha disposto il trasferimento delle direzioni del Ministero dello Sviluppo Economico competenti per l'export alla Farnesina, attivo dal 1 gennaio del 2020. Perché l'export? Vi ho detto che è un tassello da sempre importante nella produzione del PIL. L'Italia ha un posizionamento internazionale sotto questo aspetto estremamente importante. Noi siamo la 9ª economia esportatrice, l'11ª per saldo commerciale. Siamo il secondo paese europeo per produzione manifatturiera alle spalle della Germania, voi lo sapete meglio di me. Siamo leader nel bello e ben fatto. Uno studio di Confindustria del marzo del 2019 indica che l'ampliamento della classe media nel mondo porterà a un aumento di circa il 20% dell'export del nostro bello e ben fatto, passando dai 50 miliardi di oggi ai 70, con una previsione addirittura ottimistica del 31%, quindi 76 miliardi. Ma possiamo dire molto anche sui settori ad alta tecnologia, le biotecnologie, le telecomunicazioni e la farmaceutica. Abbiamo questo sistema di governance in fase di rodaggio, ma che comincia a dare già dei buoni frutti. È pur vero però che ci sono degli elementi strutturali critici che non possiamo
dimenticare. Nel 2017 per la prima volta il contributo dall'export al PIL ha rotto quello che noi chiamavamo il soffitto di cristallo del 30%, ma come vedete siamo molto lontani dalle performance di altri stati europei. Siamo troppo presenti in mercati rischiosi, troppo poco in quei mercati lontani che hanno le maggiori prospettive di crescita, l'abbiamo appena detto. Abbiamo una struttura di PMI straordinarie, sono quelle che da sempre portano avanti l'Italia, voi lo sapete meglio di me, quindi sono in grado di adattarsi meglio ai cambiamenti, ma purtroppo lo sappiamo, spesso non hanno quella massa critica tale da poter competere su mercati esteri, soprattutto su quelli lontani. Non abbiamo una grande rete distributiva all'estero, quello che ci separa da sempre dai nostri cugini francesi. Abbiamo ancora uno scarsissimo ricorso all'e-commerce, sia dal punto di vista dell'acquisto del consumatore estero sia dal punto di vista del B2B. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo mappato queste criticità e abbiamo trovato una serie di strumenti per cercare di affrontarle, quindi basso rapporto export-PIL, posizionamento sui mercati, non solo i grandi investimenti sulle fiere, ma anche delle azioni government to government, le missioni che servono a sensibilizzare le autorità straniere e ad entrare su aspetti particolarmente critici. Non a caso l'ultimo è l'azione di Moralization sui dazi. Poche imprese stabilmente esportatrici, roadshow, percorsi formativi, il TEM, l'assenza di reti distributive. Abbiamo fatto, grazie all'ICE, degli accordi importanti con la grande distribuzione organizzata estera, alla quale abbiamo dedicato 95 milioni di euro e che oggi solo negli Stati Uniti ha coinvolto oltre 5.000 imprese. Una serie di azioni quindi fortemente mirate che hanno consentito di cominciare a raccogliere i primi dati. Ad oggi sono più 7.000 le imprese stabilmente esportatrici, abbiamo raggiunto i 50 miliardi nei paesi in cui è il potenziale più alto, abbiamo ancora da fare. Il dato significativo è che tutto questo ha comportato un aumento del volume complessivo dell'export che nel 2018 ha toccato il suo punto massimo, che sono 462,9 miliardi di euro. Vi faccio presente che sono percentuali di incremento su un trend già crescente. Il piano l'abbiamo fatto valutare da un organismo terzo, con i risultati sono estremamente interessanti, ve ne porto due. L'effetto moltiplicatore: per ogni euro che abbiamo investito abbiamo ottenuto 3 euro medi di ritorno con punte massime sulla GDO. L'83% delle imprese si è detta soddisfatta. Queste sono le priorità settoriali e di strumentazione, quindi beni di consumo, beni strumentali, cross industry, food and beverage, e sono le priorità decise dalla cabina di regia. La slide indica semplicemente che abbiamo una strategia diversa per ogni mercato, li abbiamo suddivisi in 3. E quindi i primi sono i mercati maturi da presidiare, dove c'è una domanda consolidata di Made in Italy, poca percentuale di crescita, sono i mercati europei, mercati di attacco in cui invece la domanda è sempre molto forte, parliamo di USA, Cina, Canada e Russia, e le nuove economie ad alto potenziale, tipicamente il sud-est asiatico, i paesi arabi, l'Australia. Un ultimo dettaglio, rubo io forse il tempo, i 55 secondi che mi erano stati lasciati. Il TEM è una misura che io sottopongo alla vostra attenzione perché è un intervento che noi abbiamo sostenuto e nel quale crediamo molto, è l'inserimento di una figura professionale altamente specializzata nei processi di marketing che aiuta le imprese a sviluppare un piano di marketing internazionale interamente a nostro carico per quanto riguarda il costo. Abbiamo per ora emanato 2 bandi che sono andati molto bene, un primo standard e il secondo più sofisticato, quindi con 2 diverse soglie di aiuto per le imprese a seconda già della maturità dell'impresa nell'aver approcciato i mercati esteri. Stiamo per ora lavorando sul nuovo bando del TEM. Vi ho riportato i dati in basso delle imprese di Vicenza e della provincia che hanno potuto beneficiare di questo nostro aiuto. Concludo ringraziandovi per l'attenzione e confermando la mia disponibilità se dopo vogliamo affrontare qualche tema in particolare. Passerei la parola ai relatori successivi. In particolare in questo caso chiedo al Ministro Nicoletti degli Affari Esteri di intervenire e di presentarci quella che è la strategia del MAECI. Grazie mille. Buongiorno a tutti voi e grazie di essere intervenuti a quest'ultima tappa dell'anno del Roadshow per l'Italia Internazionale così numerosi. A me spetta un po' il compito di illustrarvi quello che fa il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale a servizio delle aziende a favore dell'export italiano. E devo dire, vorrei cominciare, se ci caricano le slides, da quella che è una... no, va bene, quella che è diciamo l'innovazione strutturale degli ultimi mesi, con il decreto legge del 21 settembre 2019 numero 104, che è stato convertito poche settimane fa in legge. C'è una modifica importante della quale tenere conto, e cioè un passaggio significativo di competenze sia sulla materia dell'internazionalizzazione e quindi del sostegno pubblico alle imprese sui mercati esteri, sia per quanto riguarda le tematiche delle politiche commerciali al Ministero degli Esteri dal Mise. È un po' come se quello che era l'ex Ministero per il Commercio Estero, poi confluito successivamente nel Mise, si trasferisse all'interno del Ministero degli Esteri. Quindi è una riforma che almeno per noi che operiamo nel settore della cosiddetta diplomazia economica è un po' una riforma epocale, perché vuol dire effettivamente un cambio strutturale significativo. È vero che con la cabina di regia per l'Italia internazionale la collaborazione fra i diversi soggetti negli ultimi anni è stata molto più forte, molto più strategica. La cabina di regia continuerà ad essere un esercizio partecipativo e collettivo che vede la copresidenza del MAEC e del Mise, la partecipazione degli altri ministeri, dei vari stakeholders del mondo produttivo, del mondo cooperativo, di ICE, di SACE, di ABI e così via. Però è anche vero che con questa riforma, diciamo, c'è una streamlining del processo decisionale su queste materie molto significativo. Quelli che sono i vantaggi che noi vediamo sono riflessi, diciamo, in questa slides. La centralità della diplomazia economica all'interno della politica estera, una visione strategica unitaria sia per la gestione delle politiche commerciali che delle politiche promozionali, una tutela più forte degli interessi economici e strategici nazionali sui mercati esteri, l'integrazione di quella che è la risorsa più importante del Ministero degli Esteri, cioè la rete diplomatica e consolare che presidia i vari mercati e che in questo modo sarà raccordata in maniera molto più stretta con tutta la rete degli uffici dell'ICE all'estero, che sono 78, 35 sono già integrati anche logisticamente e quindi formano una sorta di sportello unico nelle nostre strutture diplomatiche e consolari, e quindi questo vuol dire, invece di avere per un imprenditore in un mercato estero, diciamo, più sportelli e dover fare il giro delle 7 chiese, come si dice a Roma, ci sarà, diciamo, sempre più un referente unitario per quanto riguarda la discussione delle proprie problematiche sui mercati esteri. Una razionalizzazione anche dei tavoli di politica commerciale, e questo anche è molto importante perché abbiamo visto nella presentazione di Prometeia quanto gli accordi commerciali sono importanti come boost, come propellente per avere una dinamica maggiore nelle capacità esportative del paese. È molto importante anche, ed è quello che cerchiamo di fare sempre in questi roadshow, cercare chi fa che cosa in questo nel quadro del sostegno sui mercati esteri. Il Ministero degli Affari Esteri, almeno sinora, ha svolto soprattutto una funzione di sostegno istituzionale, di orientamento generale sui mercati, di market intelligence attraverso la sua rete. ICE Agenzia ha il ruolo invece di informazione specialistica, di formazione, di promozione, di consulenza, di assistenza. Quindi se uno per esempio vuole esportare un certo tipo di prodotto e vuole avere dei contatti con specifici buyer per il suo prodotto all'interno di un mercato, può fare riferimento, diciamo, ai servizi che vengono offerti dal locale ufficio o punto di corrispondenza dell'ICE. Poi c'è il polo finanziario, quello di CDP, SACE e Simest, che ovviamente, diciamo, fornisce i servizi di natura finanziaria
alle imprese che vogliono andare ad esportare. Quindi qui abbiamo plasticamente riprodotto anche in termini proprio numerici questo spiegamento di uffici che presidiano tanti paesi del mondo, se non tutti. Il ruolo della Farnesina, come abbiamo detto, si espleta in un sostegno istituzionale, in un sostegno informativo. Noi diciamo sempre che la diplomazia economica non eroga, diciamo, fondi, ma eroga un servizio di tipo immateriale che però è molto importante per chi sbarca su un mercato estero, soprattutto su mercati esteri extra-UE e soprattutto su mercati esteri poco noti. Noi esortiamo sempre le imprese, quando decidono di fare un investimento strategico in un paese come il Turkmenistan, piuttosto che l'India, piuttosto che Myanmar, piuttosto che il Brasile, di passare dai nostri uffici economici commerciali in ambasciata, presentarsi, far presente i propri piani, dialogare, sentire anche dalla viva voce dei nostri uomini e donne che stanno sul terreno quelle che sono le caratteristiche particolari di un certo mercato, perché non di rado alcune situazioni patologiche, alcune problematiche che si possono venire a determinare sorgono proprio perché magari non c'è stato un lavoro di conoscenza previa, di preparazione, di conoscenza dei giusti interlocutori, e quindi poi si creano delle situazioni di difficoltà nell'ambito delle quali si ricorre al sistema poi economico e commerciale delle ambasciate per cercare di risolvere, diciamo, i bubboni che sono scoppiati, mentre noi diciamo è importante rivolgersi al sistema Italia in un certo paese prima, proprio per evitare poi l'insorgenza di problemi. Un altro grosso settore dove noi possiamo aiutare è quello delle gare internazionali, specie delle gare nei settori che sono regolati, nei settori dove chi bandisce la gara è un ente pubblico o un ente comunque legato al settore statuale. Pensiamo ai settori infrastrutturali, pensiamo a settori come quello della difesa, pensiamo a settori come quello dell'energia. Lì effettivamente i contatti immateriali che l'ambasciatore in primis e poi tutta la struttura dell'ambasciata ha con i referenti governativi sono molto importanti, e quindi far conoscere all'ambasciata l'interesse di una certa azienda a partecipare a un certo bando, a una certa gara internazionale è importante, perché tutto quello che si può fare per, diciamo, aiutare il posizionamento delle imprese italiane, il nostro sistema è aduso a farlo, tant'è vero che noi ogni anno facciamo uno studio sull'impatto della diplomazia economica, andiamo a misurare proprio qual è stato il ruolo che le ambasciate hanno avuto di facilitatori nell'aggiudicazione di gare internazionali, e studi condotti da enti indipendenti anche diversi hanno portato a determinare che la cubatura di questo ruolo che svolgono le ambasciate raggiunge circa 15 miliardi di euro l'anno, e quindi diciamo qualcosa che ha a che vedere con l'1% del PIL nazionale, qualcosa che ha a che vedere con l'attivazione di circa 238.000 diciamo posti di lavoro in Italia per commesse acquisite sui mercati esteri, anche grazie alla bravura ovviamente in primis delle imprese, ma anche grazie a questo ruolo di facilitazione delle nostre ambasciate. Questo per il sostegno istituzionale. Il sostegno informativo invece è un sostegno che può partire dalla vostra scrivania, dal vostro computer, perché noi, sia in termini di orientamento al mercato, sia di market intelligence, gestiamo anche delle piattaforme che potete appunto consultare dai vostri computer direttamente e che vi forniscono delle informazioni utili sui mercati esteri. Una di queste piattaforme è Info Mercati Esteri, lì c'è la stringa per accedervi, ed è una piattaforma di orientamento sui vari mercati dove trovate delle informazioni sui vari paesi dove potreste avere interesse a sbarcare. L'altra, Extender, è una piattaforma dedicate esplicitamente alle gare internazionali. Sono tutte piattaforme dove ci si può iscrivere gratuitamente, dove si può profilare l'interesse della propria azienda, soprattutto sulla piattaforma Extender, e una volta profilati gli interessi della vostra azienda potete ricevere
sempre gratuitamente, grazie a un sistema push, l'indicazione delle gare che escono sui mercati internazionali che potrebbero essere di interesse per il vostro settore o per la nostra azienda. Oltre all'informazione sui bandi di gara che escono, contiene una serie di informazioni che noi chiamiamo gli early warnings, cioè informazioni anticipatorie che la nostra rete capta e che danno indicazioni su quelle che potrebbero essere poi delle gare che vengono emanate di lì a qualche mese, quindi sono informazioni molto importanti, perché se c'è poi un interesse l'impresa si può attivare anche prima che esca il bando per intanto cominciare a prepararsi. Abbiamo fatto poi nel tempo, sempre in tema di gare, anche altre iniziative, in particolare questa In gara con noi Tender Lab, che è proprio un percorso di accompagnamento delle imprese, soprattutto con un focus sulle imprese medie e sulle imprese piccole, alle gare internazionali, perché quando uno pensa alle gare internazionali magari si pensa ai grandi progetti infrastrutturali, alle grandi centrali, a tronconi autostradali, che è vero, sono anche quelle le grandi gare internazionali, però ci sono gare internazionali anche più piccole, dove aziende sia di fornitura di beni che di servizi possono inserirsi, gestite da organismi internazionali, ed è quindi importante avere in azienda un sensore, qualcuno che si occupi di monitorare le opportunità. E poi quello che noi abbiamo visto anche attraverso questo programma che abbiamo portato assieme all'ICE in giro per l'Italia è che se ci si riesce a posizionare in alcuni segmenti di nicchia, poi si riesce a conquistare altre gare sempre nello stesso settore. Io mi ricordo che quando siamo andati a Napoli a presentare le opportunità della Banca Mondiale, c'era una piccola, questo lo cito perché mi è sembrato paradossale, ma dà l'idea di quello che anche imprese piccole possono fare, di ingegneri napoletani del Campani, un'azienda di servizi di una decina di persone che era riuscita a vincere con la Banca Mondiale un bando per la prevenzione sismica in Bhutan. Sono andati, hanno fatto un buon lavoro e poi da lì, dalla collaborazione in un paese per noi così lontano, scognito e remoto come il Bhutan, sono riusciti a vincere altri bandi dello stesso tipo per altri paesi del Centro Asia. Quindi questo dimostra che in qualche modo non c'è limite a quello che anche delle aziende piccole e medie possono fare, anche con delle controparti così apparentemente lontane e giganti come può essere la Banca Mondiale. Un altro programma che vorremmo presentarvi, e poi mandiamo anche un video questa volta dedicato proprio a questo programma perché ci pare un programma interessante anche per voi, è il programma Invest Your Talent in Italy, che è un programma di attrazione di giovani talenti stranieri che vengono da 15 paesi focus, che vanno dall'Azerbaijan all'India, al Brasile, al Vietnam, all'Etiopia, quindi di paesi molto, molto diversi fra di loro. Sono dei giovani che studiano con delle nostre borse di studio nei migliori politecnici italiani ingegneria, nelle migliori business school economia o architettura e design, e che poi noi forniamo queste borse di studio a condizione che facciano anche un tirocinio in azienda, perché questo è un programma che mira a formare giovani talenti ma anche a saldarli con il sistema produttivo italiano. Quindi vi invito, poi noi abbiamo un nostro tavolo, imprese che fossero interessate ad avere per 3 mesi un ragazzo o una ragazza proveniente da questi paesi, a segnalarcelo, a iscriversi al nostro database, anche questo è completamente gratuito, e in modo tale che noi poi possiamo farvi delle proposte. Ogni anno ci sono una novantina di ragazzi brillanti che partecipano a questo programma. Il vantaggio di avere questi ragazzi è che se voi pensate per esempio a un'operazione di espansione, non so, sul mercato indiano, potrebbe farvi gioco avere qualcuno già formato che viene a conoscere l'azienda per 3 mesi, che voi potete formare e che poi potreste, se l'esperienza è positiva, se vi convince, anche utilizzare come testa di ponte per un'operazione, diciamo, di sbarco in un mercato estero dove questo ragazzo o questa ragazza ritornerà alla fine del proprio percorso formativo. Questi ragazzi vengono da parecchi paesi, come potete vedere in questa slide. Un ultimo tema che va un po' al di là della parte soltanto economica e commerciale: noi come Farnesina, soprattutto nella nostra direzione che si chiama
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, cerchiamo di fare un mix sinergico fra aspetti economico-commerciali, quindi mondo produttivo, cultura, lingua e cultura, che è un nostro grande asset, e quindi tutto anche il settore delle nostre bellezze artistiche, oltre che della nostra lingua, e innovazione e scienza, perché crediamo che tutto il settore dell'innovazione e della scienza non debba essere assolutamente diciamo intrinsecamente legato, come anche diceva l'assessore Caner prima, al mondo produttivo. E quindi noi abbiamo organizzato in tutto il mondo, in tutte le nostre sedi, una sorta di calendario di eventi che sono altrettanti contenitori, in cui ogni anno, in quelle date che vedete lì, le nostre sedi in tutto il mondo organizzano eventi legati per esempio a marzo al design. E questo vuol dire che ogni anno ci sarà un tema diverso, ma che le aziende del design, da quelle che producono oggetti di design a quelle che producono apparati di allestimento, mobilio o quant'altro che sia legato al mondo del design, hanno un contenitore per presentare e presentarsi sui mercati internazionali. Lo stesso avviene per le attività di ricerca e innovazione il 15 aprile, che è la data di nascita di Leonardo da Vinci, lo stesso a maggio con il cinema, e questo Fare Cinema non è una rassegna cinematografica del cinema italiano, ma è la promozione delle professionalità italiane legate al mondo del cinema, quindi dal doppiaggio ai costumi, gli arredi di scena, eccetera, tutto quello che il savoir-faire italiano sa fare per il mondo del cinema, e così via durante tutto l'anno, fino ad arrivare alla settimana della cucina italiana dal 18 al 24 novembre, che è la settimana dedicata non solo a presentare la cucina italiana, ma anche tutti i prodotti e quindi tutto il settore dell'agroalimentare collegati alla nostra cucina. Vi faccio vedere soltanto in quest'ultima slides quanto cuba, diciamo, questa serie di eventi che noi facciamo in giro per il mondo. Negli ultimi 3 anni ne abbiamo fatti 22.657 con un budget di circa 100 milioni di euro. Vedete la distribuzione nei vari paesi, ovviamente nei paesi europei sono molti, però sono moltissimi anche in Asia e Oceania ed anche nelle Americhe, e vedete come sono suddivisi per i vari settori. E ultima cosa che vi mostro, nei mercati di per la regione Veneto vedete il numero di eventi che noi abbiamo fatto, quindi si tratta, diciamo, di altrettante occasioni e contenitori nei quali anche inserire una vostra presenza e una vostra partecipazione. Io vi ringrazio. Sul sito degli esteri ci sono anche domande e risposte relative alla diplomazia economica che rispondono a molti dei quesiti che più spesso ci venivano rivolti dalle imprese, così che lì possiate trovare anche una serie di risposte, e poi qui siamo a vostra disposizione con un tavolo dedicato del Ministero degli Esteri o ai nostri indirizzi di ufficio. Grazie mille. Questo sono io. E questa è Lin. Con il suo aiuto, oggi in Vietnam vendo 90 bottiglie al giorno del mio vino. Internazionalizzarsi è difficile, ma non impossibile, soprattutto se puoi contare su programmi e strumenti innovativi. Invest Your Talent in Italy è uno di questi. Mi ha dato la possibilità di investire a costo zero nelle risorse umane, ospitando Lin presso la mia azienda per un tirocinio di 3 mesi. Con il talento di Lin e la sua conoscenza del paese, ho innovato il marketing del mio prodotto e pianificato le strategie migliori per entrare nel mercato vietnamita. Con Lin ho partecipato a Food Expo Vietnam e la sua presenza ha fatto la differenza, soprattutto negli incontri con gli importatori locali con i quali abbiamo chiuso i primi contratti. Per aprirti ai mercati internazionali ci vuole talento, come quello di Lin e di Mario. Aderisci a Invest Your Talent in Italy e scopri il talento giusto per te. Bene, grazie mille. Passo ora la parola alla dottoressa Maria Carmela Ottaviano, dirigente responsabile dell'Ufficio Servizi alle Imprese ICE.
Buongiorno. Allora, io semplicemente vi illustro i servizi che l'ICE offre alle imprese, i servizi di assistenza che vengono forniti prevalentemente dalla rete di uffici all'estero. Come abbiamo già detto, sono 64 uffici più 14 punti di corrispondenza, molti, come diceva il Ministro, integrati con le sedi delle ambasciate, quindi costituiscono un punto unico di riferimento per le aziende che si rivolgono ad alcuni mercati. Allora, l'ICE, diciamo, come mission ha quella proprio di portare per mano l'azienda, partendo da informazioni di base sui vari mercati, a conoscere i mercati e successivamente ad accompagnarli per entrare e successivamente radicarsi negli stessi mercati. L'attività ovviamente è svolta con un raccordo con gli altri attori istituzionali, a cominciare dal Ministero, col quale si concordano le linee di attività e il programma annuale, e poi con tutti gli altri soggetti, dal MAECI alla SACE alla SIMEST, tutti quelli che forniscono anche servizi complementari a quelli forniti dall'ICE per fare, un'offerta unica di supporto per le aziende. L'attività è fortemente integrata e orientata al cliente. Storicamente l'ICE ha sempre suddiviso le proprie attività in alcuni step che partono dalla prima informazione, quindi reperimento di informazioni sui mercati, che nel tempo è stato tradotto in informazioni che vengono collocate sul sito dell'ICE e sono disponibili per tutti gratuitamente, quindi come prima panoramica di quello che possono offrire i mercati, le aziende tramite il sito dell'ICE possono intanto farsi un'idea di quali sono i vantaggi o meno di andare su un determinato mercato. Una volta acquisito queste informazioni si passa all'assistenza vera e propria, quando l'azienda si incuriosisce su alcune dinamiche, alcune caratteristiche del mercato, può chiedere agli uffici all'estero di dare delle indicazioni più di dettaglio a fronte di magari prodotti che possono essere ritenuti validi per essere presenti su alcuni mercati, per vedere se si possono presentare su quei mercati. Il passaggio successivo è un'assistenza un po' più sofisticata ed è quasi una consulenza nella quale l'ufficio accompagna l'azienda col suo prodotto sul mercato. Poi ci sono anche i passaggi attraverso le iniziative del piano annuale che vengono definite annualmente, ma anche con cadenze più lunghe per le fiere biennali per esempio, e lì c'è una collettiva italiana, un seminario, un convegno, anche delle azioni di incoming che consentono all'azienda di venire a contatto con i potenziali partner esteri. E alla fine c'è anche la formazione che un po' interseca tutti questi passaggi, perché parlavamo prima con uno dei nostri collaboratori. La fase della formazione è diventata sempre più rilevante perché molte aziende hanno interesse ad andare all'estero, ma magari non sono in grado di avere una struttura che li possa supportare al proprio interno. Quindi noi formiamo export manager con i corsi, formiamo delle persone tramite questi temporary export manager, cioè ci sono delle iniziative che consentono all'azienda di dotarsi di strumenti che in qualche modo li rendono più consapevoli delle opportunità che possono avere sui mercati esteri. Poi, per quanto riguarda le attività, abbiamo detto sul sito dell'ICE è presente tutto un ventaglio di servizi che possono essere forniti a titolo gratuito per quelli standardizzati o a pagamento a preventivo da parte degli uffici per accompagnare l'azienda sul mercato. Noi abbiamo suddiviso, almeno fino ad oggi, i servizi in 3 famiglie. Ci sono servizi per orientarsi, come i servizi informativi e di formazione online, per acquisire una prima conoscenza sulle opportunità di internazionalizzazione. Poi ci sono i servizi per accedere, in cui primeggiano i corsi di formazione specialistica e i servizi di assistenza per entrare nei nuovi mercati. E successivamente, per le aziende un po' più evolute da questo punto di vista, ci sono servizi per radicarsi, che sono personalizzati, realizzati ad hoc per le richieste che vengono presentate dalle aziende stesse. E questo è anche consultabile online, l'intero catalogo con tutte le caratteristiche che presenta.
Poi i servizi per le imprese ultimamente sono anche stati oggetto di accordi con i vari attori del sistema Italia, diciamo così. Abbiamo una serie di accordi con il sistema camerale che, essendo sul territorio, consentono di avere anche contatti molto più immediati con i distretti produttivi, con le, diciamo, associazioni, con i soggetti che si possono proporre come intermediari verso le aziende sul territorio. Abbiamo degli accordi anche con enti fieristici sia italiani che esteri, soprattutto per attività di incoming, perché è uno dei servizi più richiesti, e poi abbiamo un programma che promuove, diciamo, gli effetti degli accordi commerciali con altri paesi esteri. Come faceva vedere il collega di Prometeia, in effetti in molti casi c'è un effetto positivo successivo alla sottoscrizione di un accordo commerciale, perché comunque vengono in evidenza le opportunità e a quel punto le aziende cercano di trarne vantaggio. Per quanto riguarda invece la proprietà intellettuale, da qualche tempo l'ICE si interessa anche, sempre su input del Ministero dello Sviluppo Economico, di mettere le aziende in grado di difendersi, tra virgolette, delle situazioni un po' difficili che si vengono a creare in alcuni mercati, laddove, a parte l'Italian Sounding, ci sono stati anche casi, ci sono tuttora perché lo vediamo dalle richieste che arrivano dalle imprese, di aziende che vengono messe in difficoltà da partner locali che magari hanno copiato un marchio oppure mettono dei prodotti con delle etichette italiane, in realtà non sono prodotti italiani. Cioè, su questo l'ICE si è strutturata avendo dei desk all'estero per la difesa della proprietà intellettuale, e c'è comunque un supporto anche dalla sede dove c'è una sorta di back office su questa tematica. È nota a tutti la famosa causa della Ferrero in Cina, che è riuscita a vincere rispetto a quelli che gli avevano copiato i famosi Ferrero Rocher, perché in effetti stranamente, copiando, i soggetti esteri molte volte cercano di rubare quote di mercato all'Italia, però quando si è forti, quindi questa volta è andata bene. E per i servizi formativi, devo dire, negli ultimi anni c'è stata una grossa evoluzione, perché si sono diversificati anche in rapporto a come si è evoluta il contesto economico. Ci sono servizi digitali per la conoscenza dell'e-commerce, per il web marketing, il digital marketing, perché ovviamente soprattutto le piccole e medie imprese non hanno molta propensione a affidarsi a questi strumenti se non vengono un po' accompagnati per la loro conoscenza. Poi ci sono anche servizi dedicati alle società che sono start-up, perché sono per certi versi privilegiate, perché si vuole dare spazio a società innovative costituite da giovani e che in qualche modo portino un'innovazione nel contesto produttivo. Poi ci sono anche delle formazioni dedicate a specifici mercati. Diciamo che uno dei settori di punta dell'ICE è proprio quello dei servizi formativi. Quando farete gli incontri troverete dei colleghi che vi illustreranno le attività della formazione. Poi, per quanto riguarda la promozione, questo rappresenta la situazione degli indirizzi per il 2019. Ovviamente sono in fieri quelli per il 2020. Si sono scelti dei mercati, chiamiamoli prioritari, ma comunque sono sempre anche i paesi più maturi, gli Stati Uniti e la Cina, a fare la parte del leone nella parte di investimento promozionale dell'ICE. E i settori sono quelli, diciamo, tradizionalmente molto presenti sull'export, i beni di consumo, l'agroalimentare, i vini, i beni strumentali, e poi l'industria, diciamo, di beni che coprono vari settori trasversalmente, e oltre a questo l'attrazione degli investimenti, che è uno dei compiti che è stato affidato all'ICE qualche anno fa, perché ci si è resi conto che bisognava colmare questo vuoto di possibilità di fornire servizi. C'è proprio un intero coordinamento che si occupa di questa attività, svolge attività di supporto a coloro che si presentano in Italia per portare degli investimenti, e cercano anche di facilitare il raccordo con Invitalia, il rapporto con le istituzioni italiane, che notoriamente è un po' difficile per tutti gli adempimenti, tutta la parte burocratica, però l'ICE fa un po' il facilitatore di questo.
Poi sulle linee di intervento ovviamente sono un po' quelle tradizionali, alle quali si sono aggiunte altre forme, tipo le attività con la GDO, che sono molto gettonate, sono difficili da portare a casa, però sono anche molto, diciamo, produttive per le aziende. I voucher, come abbiamo detto con la dottoressa Toselli, l'attrazione degli investimenti, e poi da ultimo il piano che promuove le aziende di alcune regioni del sud in base ad alcune direttive europee che predispongono dei finanziamenti dei quali l'ICE si serve per promuovere alcune specifiche regioni. Sono piani che sono andati molto bene e hanno avuto un ottimo riscontro con le aziende. Diciamo che sulla base della reportistica che viene prodotto per il Ministero dello Sviluppo Economico, che è l'intermediario di questi fondi, ci sono stati ottimi risultati, quindi si è proseguito. Siamo alla seconda edizione del piano Export Sud, dopo un primo piano che è durato 4 anni. Allora, per quanto riguarda la promozione, le iniziative sono tutte presenti sul sito dell'ICE, sono consultabili anche per periodo, sono in evidenza quelle, diciamo, di immediata scadenza. Periodicamente tutte le imprese si possono anche iscrivere a una newsletter che viene mandata in automatico con tutte le indicazioni sulle iniziative in fase di reclutamento dei partecipanti. Quindi questo è uno strumento che consente di poter essere sempre al corrente di quello che viene organizzato nel mondo. Ovviamente si tratta di iniziative che coprono tutti i settori e moltissimi paesi, quindi si tratta di capire se c'è un interesse per qualche specifico paese. Qui diamo un esempio di alcune iniziative. In questi giorni è in svolgimento una fiera sulle macchine agricole in Croazia. Sono nicchie di mercato, ma sono molto interessanti perché l'Italia su questi settori è molto forte, ha una buona nicchia di mercato. Ovviamente ci sono i riferimenti dell'ufficio estero, ma anche dell'ufficio che in sede settorialmente segue l'attività. Poi per il primo mese dell'anno 2020 c'è un'iniziativa che riguarda l'arredamento, si svolge in Francia e in questo momento si è in fase di acquisizione delle richieste di partecipazione. Questo è invece il programma di promozione del Made in Italy attraverso l'e-commerce, per cui l'ICE ha sottoscritto un accordo con Amazon in modo da poter avere uno spazio sul sito dell'Amazon per i prodotti realmente Made in Italy, e quindi diciamo è un'iniziativa che viene anche illustrata da colleghi che sono venuti appositamente qui dalla sede, e sull'accordo potete chiedere dettagli a questi colleghi che saranno ai tavoli più avanti. Poi un'iniziativa recentissima è un supporto che viene dato alle aziende a fronte dei dazi che sono stati decisi dagli Stati Uniti per alcuni prodotti italiani, in virtù di in virtù no, però diciamo in conseguenza dei problemi che ci sono stati con l'industria aeronautica, per cui c'è stata una sorta di ritorsione. Allora, in questo modo si è deciso di dare dei servizi gratuiti alle aziende colpite dai dazi riguardanti gli Stati Uniti e dove sono attivi i dazi dal 1 gennaio al 30 giugno 2020. Si tratta di 5 categorie di servizi, sono i servizi più richiesti, anche quelli che consentono di entrare sul mercato, perché sono le primissime cose che di solito le aziende richiedono. Questi servizi sono anche complementari rispetto alle informazioni che possono essere richiesti proprio sui dazi al nostro ufficio di New York, dove è attivo un desk dove personale dedicato può dare tutte le informazioni di dettaglio. Esiste proprio una lista con le categorie merceologiche colpite dai dazi, quindi per questo è importante avere un interlocutore che sia sul posto e possa spiegare questa cosa qui. Fortunatamente non sono tantissimi, però comunque colpisce dei settori rilevanti per l'Italia. Poi l'altra parte di attività che vi dicevo prima è questa di promuovere gli investimenti esteri in Italia. Abbiamo fatto un accordo con Invitalia, c'è una suddivisione di compiti, l'ICE lavora sull'estero, Invitalia lavora sull'Italia presso le istituzioni che gestiscono tutta la parte
autorizzazioni, delle informazioni utili affinché si possa fornire all'investitore estero una serie di diciamo, azioni di supporto. Nella mappa vengono indicate le postazioni che sono state istituite, ci sono dei desk, quelli in blu, e poi ci sono dei punti di supporto negli altri uffici, e comunque c'è sempre un collegamento con la sede centrale dove c'è proprio un coordinamento che segue tutta la materia. Si partecipa anche ad alcune grandi fiere, soprattutto di investimenti immobiliari, c'è il MIPIM di Cannes, per dire, dove è molto presente l'Italia, e molto spesso con istituzioni italiane prendono parte le regioni, prendono parte anche importanti associazioni, perché comunque si fa sistema su questo fronte, perché è un fronte abbastanza rilevante. Da ultimo, questa è la rete degli uffici che vi dicevo, sono indicati tutti gli uffici con le presenze. Ad oggi sono queste stabilmente, anche se di tanto in tanto si apre o si chiude qualche punto di corrispondenza in alcuni mercati che magari sono comunque di rilievo. Per esempio in Perù non c'è l'ufficio, ma c'è un desk, perché negli ultimi anni il Perù ha avuto una crescita economica rilevante e quindi si è ritenuto opportuno presidiare ancora il mercato. Questo è tutto, noi siamo qua a disposizione con tutti i colleghi suddivisi nei vari desk, e alla fine vi mostriamo un video che si chiama The Extraordinary Common Place, col quale si cerca di sfatare alcuni luoghi comuni sull'Italia, sui prodotti italiani, in modo un po', diciamo, innovativo. Quindi buona visione, grazie.
finite video sempre emozionante, passo infine la parola al dottor Alberto Turchetto, responsabile Nord-Est Mid Corporate SACE Simest. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Come SACE appunto noi rappresentiamo il gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Nel 2017 è stato costituito, vediamo se partono le slide, ecco qui. È stato costituito il polo per l'internazionalizzazione delle imprese, il polo dell'export SACE Simest, e che qui è rappresentato con questa slide in interconnessione diretta con il gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Da quel momento di fatto sono aumentate le sinergie con l'Istituto Nazionale di Promozione, che oltre appunto a detenere SACE Simest ha anche la gestione di fondi pubblici per la cooperazione internazionale, nonché finanziatore ed investitore di diverse iniziative, anche in modo indiretto nel settore appunto finanziario nazionale. Ecco, nell'ambito del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, SACE Simest offre dei prodotti più di tipo assicurativo e finanziario, e assieme a Simest anche prodotti di quasi equity e di finanza agevolata. SACE Simest ha un'esperienza ormai di 40 anni, da quando è nato, quando è stato costituito come agenzia e poi trasformato in società per azioni, ed oggi ha addirittura un rating BBB+, che è un rating molto importante per quanto riguarda la gestione dei rischi e i servizi assicurativi che noi diamo alle imprese italiane. Giusto per farvi un esempio, chi compra prodotti assicurativi Simest riesce a vendere al mercato finanziario crediti con un rating che viene valutato appunto BBB+, superiore a quello della Repubblica Italiana, e dando quindi un maggiore vantaggio alla gestione del proprio credito. Per noi è importante mantenere questo rating che ci è dato ogni anno da Fitch, proprio perché indica appunto la qualità del lavoro che noi svolgiamo, che è quella di selezionare un portafoglio di rischi che permette di mantenere competitive le imprese italiane quando appunto si rivolgono ai mercati esteri. È un elemento molto sottile di valutazione questo, ma che è molto importante per chi poi opera nei mercati esteri e con il mondo finanziario. Questo permette di fatto alle banche che finanziano questo tipo di operazioni di ottenere, di dare degli interessi chiaramente più competitivi sul mercato. Poi magari vedremo anche nel dettaglio quali sono le operazioni e come noi interveniamo. Come SACE Simest di fatto noi non facciamo denaro, ma diamo garanzie, e queste garanzie poi vengono trasformate in denaro da soggetti che hanno la liquidità. In realtà noi come SACE Simest siamo a supporto delle imprese, ma ci siamo resi conto nel tempo che le imprese hanno anche esigenze diverse. Ecco perché abbiamo creato un modello di coverage a livello nazionale che va ad identificare 3 tipologie di imprese. Le imprese large, che hanno una copertura specialistica, dei gestori senior basati principalmente sulle piazze di Roma e Milano, che riguardano le imprese con fatturati superiori al €1.000.000, no? Però nel territorio siamo presenti con tutta una serie di uffici. Io nel mio caso rappresento l'ufficio di Venezia, che presiede il territorio del Nord-Est assieme all'ufficio di Verona, e che siamo responsabili della gestione della copertura territoriale delle mid corporate e delle small medium enterprises, le PMI. Questa copertura territoriale fa sì che ci sia una persona di riferimento per ogni azienda che insiste nel territorio, all'interno del territorio appunto del Nord-Est. Quindi ognuno di voi avrà un gestore della relazione. Questo gestore della relazione è responsabile per tutti i rapporti che voi avete con il mondo Cassa Depositi e Prestiti. Questo perché dietro appunto a questo gestore della relazione ci sono diverse aziende prodotto. Ne posso citare diverse, da SACE breve termine a SACE factoring, a SACE servizi, che sono appunto imprese sui vari ambiti di intervento. Oggi il polo dell'export è veramente, io direi anche un po' una galassia. I prodotti sono molto diversi, molto differenziati a seconda delle esigenze. Il polo SACE Simest nell'ambito di questa attività ha fatto diverse
ha dato un supporto molto forte soprattutto alle piccole e medie imprese, anche perché vedo che molte piccole e medie imprese sono oggi rappresentate qui, e ha avuto un ruolo anticiclico. Per noi è stato molto importante anche il supporto di Prometeia per andare ad identificare qual è stata la nostra attività nel tempo, ed è rappresentata soprattutto dal fatto che le aziende che si sono servite dei prodotti Sace Simest hanno ottenuto un extra fatturato. Questo perché andando all'estero ovviamente hanno aperto diversi nuovi mercati ed è abbastanza intuibile. Ma oltre a questo c'è da aggiungere che si è creato anche un circolo virtuoso all'interno dell'analisi di bilancio di queste aziende, perché andando all'estero molto spesso si riesce a raggiungere una maggiore marginalità. Questo perché i mercati esteri magari sono anche più propensi, soprattutto grazie alle dilazioni di pagamento, a pagare qualcosa di più all'esportatore. C'è una concorrenza, è vero, però è una concorrenza direi sana, e che quindi solamente chi ha una buona tecnologia, ma soprattutto la sa anche proporre in maniera corretta e in maniera anche competitiva, riesce ad avere ottimi risultati. Questo si è creato appunto un beneficio soprattutto per le piccole e medie imprese. Come dicevo, il polo dell'export Simest supporta le imprese su tutta la catena del valore e dell'esigenza delle imprese, a partire dall'individuazione delle opportunità all'estero. Anche perché di fatto noi accompagniamo le imprese fin dal momento in cui iniziano a negoziare con i loro clienti esteri. Quindi cosa facciamo noi? Diamo una mano a valutare quello che è il merito di credito dei soggetti all'estero. Il nostro ruolo è quello di dare un supporto soprattutto con appunto le garanzie, e le garanzie vengono date sia alle aziende all'estero sia che alle aziende italiane. Quindi sia nell'ambito della negoziazione commerciale sia nell'ambito dell'approntamento della fornitura all'estero noi possiamo offrire qualcosa in più che permette alle imprese di essere ovviamente, come dicevo, più competitive. Ci tengo a citare soprattutto quegli strumenti che credo siano molto interessanti per le piccole e medie imprese di finanza agevolata, che oggi sono appunto gestiti in particolare da Simest attraverso il suo portale, no? Che è quello di finanziare la partecipazione delle piccole e medie imprese alle fiere, alle mostre, alle missioni di sistema, piuttosto che andare a ricercare nuovi mercati, e quindi tutte quelle attività che vengono svolte, anche costose, di penetrazione dei mercati esteri, sono supportati con dei finanziamenti agevolati ad un tasso che è il 10% del tasso di riferimento dell'Unione Europea, pari allo 0,08. Questo ovviamente è molto importante per le imprese, perché permette di avere, oltre ai vari strumenti che abbiamo visto prima, anche ulteriori supporto di tipo finanziario. Questi sono dei semplici esempi a cui nel mese di luglio sono stati aggiunti anche il supporto, sempre in termini di finanza agevolata, per la gestione dell'utilizzo dei temporary export manager, piuttosto che per la partecipazione a iniziative sempre con il finanziamento delle spese sostenute da parte di queste imprese italiane. Direi che poi è molto più facile poi dialogare con voi quando avete un'esigenza specifica e il vostro gestore della relazione vi può accompagnare nel percorso che vi può interessare. Certo è che comunque quello che possiamo fare arriva fino al supporto dell'esecuzione delle commesse con delle garanzie finanziarie al mondo bancario che magari vi fa l'anticipo contratto, e addirittura nel caso di problematiche che ci possono sorgere in situazioni di after sale, recuperare i crediti insoluti all'estero. E cito l'attività che è stata svolta e che viene svolta dal nostro ufficio di Sace Servizi di recupero crediti, cosa che di fatto non viene neanche mai molto spesso associata al nostro ruolo di Sace Simest, in quanto abbiamo deciso di supportare anche le imprese che non sono solo assicurate con noi, ma anche quelle che hanno avuto non hanno avuto
l'accortezza di assicurarsi, e quindi con il network che abbiamo costituito nel tempo in questi 40 anni possiamo andare a recuperare anche i crediti che sono sorti e non sono stati pagati dalle imprese all'estero. Questo grazie ad un'iniziativa anche di appunto sviluppo della nostra rete internazionale, che si esplica non solo negli uffici che vedremo poi che stanno all'estero, ma anche in tutti quei contatti che abbiamo con uffici legali all'estero. Direi che questo tipo di servizio, anche questo, è molto competitivo, va incontro alle esigenze dell'impresa, in quanto l'attività stragiudiziale viene svolta senza oneri, ma con la condivisione del recupero attraverso una success fee che viene appunto permette ai nostri colleghi la remunerazione del lavoro fatto. Non ultimo, in quest'ultimo periodo direi che molto spesso lo vediamo dalle cronache sui giornali, delle attività di fermento che ci sono in paesi anche non così sospettabili, situazioni di che noi chiamiamo violenza politica sono sempre più all'ordine del giorno. Le tematiche che vediamo ad Hong Kong, nel eccetera, danno comunque, secondo me, un campanello d'allarme alle imprese italiane che hanno già delle attività all'estero, e su questo molte delle imprese ci stanno chiedendo di dare un supporto, di fare delle valutazioni sulle potenziali coperture che noi diamo per gli investimenti all'estero. Quindi io direi non sottovalutiamo anche l'attività che svolge SACE, sia in termini di informativa che viene data attraverso il nostro update espresso sui nostri canali online, e sia di supporto e valutazione di quelle che possono essere le coperture assicurative su paesi anche non così sospettabili come appunto quelli che ho citato prima, per quanto riguarda l'esproprio, le guerre, i disordini civili e le restrizioni valutarie. Tenete conto che per quanto riguarda appunto i rischi di tipo politico, SACE può coprire non solo i crediti esteri, ma anche gli investimenti che vengono fatti, nonché i finanziamenti soci che le aziende italiane fanno alle proprie controllate commerciali o produttive all'estero. E questo per dirvi che molte aziende che avevano degli investimenti in paesi che sono stati colpiti dalla primavera araba si sono pentite di non aver fatto una copertura SACE negli anni 2008-2009, prima ancora che succedessero questi eventi che poi di fatto hanno portato a delle perdite anche a livello di bilancio delle imprese. Ci tengo a dire che comunque come SACE Simest abbiamo fatto un grosso lavoro nell'ultimo anno, negli ultimi anni, per attività di promozione della nostra attività, facendo anche un nuovo sito internet, il sito SACE Simest, che di fatto ha unito tutte le vecchie password che c'erano nell'ambito di SACE, nell'ambito di Simest, nell'ambito di SACE BT. Oggi con un unico accesso online voi potete accedere a tutti i vari servizi, e quindi vorrei a questo punto mandare in onda il nostro video.
Sicuramente il nostro video è molto appealing dal punto di vista grafico, ma direi molto appealing anche dal punto di vista dei contenuti. Infatti quello che abbiamo voluto fare era creare qualcosa di fruibile, no? Fino a qualche tempo fa facevamo un po' la promozione delle nostre singole operazioni fatte con vari imprenditori e quindi dei video che spiegavano come funzionava un po' l'approccio a SACE e qual è stato un po' il risultato. Però in realtà quello che abbiamo voluto fare adesso è mettere a disposizione dei percorsi profilati per le singole imprese che sono intenzionate ad andare all'estero. Sappiamo che ognuno ha diverse appunto esigenze, c'è chi magari deve ancora iniziare ad approcciare i mercati esteri e chi invece deve solo espandersi perché già lavora in alcuni ambiti. Allora qui trovate delle infografiche, delle spiegazioni, degli approcci più di tipo multimediale e direi molto fruibili anche dal telefonino grazie a questo nuovo sito, e abbiamo creato Education to Export, un vero e proprio sito di formazione per le piccole e medie imprese. Questo Education to Export poi diciamo è anche una sorta di roadshow che viene anche sviluppato in vari ambiti. Se vi tenete informati può darsi anche che nei prossimi mesi, nei prossimi periodi ci sia l'occasione anche di avere qui i colleghi appunto dell'Education to Export. Ciò non toglie che comunque i contatti con la rete SACE sono molto facili sia in Italia che all'estero, e qui abbiamo rappresentato i nostri uffici, no? In particolare nel caso del Triveneto abbiamo, come dicevo prima, un ufficio a Venezia con una ventina di persone dei vari ambiti che possono appunto seguirvi, e l'ufficio di Verona, che di fatto è anche il primo ufficio aperto da Cassa Depositi e Prestiti nel maggio del 2019 fuori appunto nel territorio. Hanno inaugurato anche recentemente a Genova e a Napoli. Di fatto quello è un po' il nostro punto di contatto con sia la pubblica amministrazione sia le imprese, appunto come da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Non vorrei tralasciare però la rete estera, una rete estera che è in tutto il mondo di fatto. Ormai sono già 11 uffici di rappresentanza e ce ne saranno altri in futuro. Stiamo aprendo ad Accra, questa è una delle prossime iniziative del 2020. Ciò non toglie che la rete estera è comunque a vostro servizio per un supporto locale assieme ai vari istituti, appunto gli uffici dell'ICE. Ecco, 2 sole parole per dare un focus veloce, visto che il tempo sta finendo, su quella che è l'export del Veneto, quello che noi diamo come informazioni. Trovate anche nel nostro sito e i nostri colleghi dell'ufficio studi tengono aggiornate le loro schede, però vorrei semplicemente dare un focus veloce su quello che è il supporto che noi diamo. Ecco, le destinazioni che noi abbiamo chiaramente sono i paesi avanzati, che sono più importanti diciamo per valore, però per dinamicità ci sono paesi, anche i cosiddetti paesi ex ormai emergenti, ma di fatto sono paesi di interesse. Cito solo per farvi un esempio il Sudafrica. Di recente abbiamo dato una mano a un'azienda che vende macchinari per la perforazione, che ha permesso insomma di fatto di aumentare la propria fornitura e di entrare in questo mercato con una dilazione di pagamento che ha concesso alla controparte estera. Ecco, assieme a questa azienda abbiamo costruito un'operazione, quindi voi oggi potete far conto su tutte le persone che ci sono nell'ambito del nord-est per seguirvi dall'inizio alla fine nella costruzione di operazioni di vendita all'estero, e questo con soddisfazione per voi e soddisfazione per il vostro cliente, che ottiene quindi una dilazione di pagamento senza andare ad intaccare i propri castelletti bancari locali. Ecco, direi è tutto, ma credo che molto è ancora da dire, lo possiamo condividere con voi singolarmente nei vari B2B che avremo nel pomeriggio, piuttosto che in occasioni di incontro a Verona o a Venezia o presso la vostra azienda. Grazie. Ringraziamo tutti i relatori e tutti voi per l'attenzione. La sessione seminariale è terminata. Ricordiamo all'azienda presenti che, qualora non l'avessero già fatto all'atto della registrazione, è sempre possibile iscriversi agli incontri con i funzionari di ICE, SACE Simest e delle altre organizzazioni partecipanti che avranno inizio sin da ora. Sarà sufficiente recarsi in qualsiasi momento all'apposito desk incontri individuali, attivo fino alle ore 16, anche durante il buffet che inizierà alle 12:30. Ricordiamo che tutti i documenti
presentazioni della giornata odierna sono già presenti sul sito roadshow.ice.it nella sezione documenti della tappa di Vicenza. Buona giornata a tutti.